Bentrovati, buongiorno telespettatrici, telespettatori di Rete Veneta. Entriamo in diretta per aggiornarvi su tutti i fronti della cronaca, dell'attualità e della politica con il nostro Focus TG. Partiamo, e non possiamo fare altrimenti, da quello che è successo questa mattina a Sarego. Nell'avio superficie di Sarego c'è stato un incidente, ci sono 2 feriti gravi, ma ci aggiorna su tutto il nostro Mirko Cavallin, che si trova sul luogo dell'incidente con Andrea Benetti per la parte tecnica. Buongiorno, buongiorno Mirko. Trovati alle mie spalle, a circa 200 metri di distanza in linea d'aria, c'è l'aereo caduto questa mattina. Alle 8:30. C'è in corso anche un sopralluogo dei carabinieri di Lonigo, che già questa mattina hanno effettuato i rilievi, intervenuti sul posto anche il SUEM e i vigili del fuoco con 3 mezzi. Si tratta di un aereo, non un ultraleggero, mi è stato specificato, un aereo, quindi risponde alle linee guida e ai piani di volo dell'ENAC, l'ente aviazione civile, un aereo dell'Avio Club di Bolzano. 2 uomini a bordo, il pilota e un passeggero, uno di 65 anni, uno di 52 anni, sono rimasti feriti in modo grave, hanno avuto un'avaria proprio all'altezza qui del comune di Sarego. Poco distante c'è anche la ferrovia, c'è l'autostrada A4, qui c'è appunto un aviosuperficie, non dove l'aereo poi è caduto, è un campo agricolo che è anche in fase di lavorazione adesso, ha avuto un'avaria, ha tentato un atterraggio di emergenza proprio vedendo quest'area libera, ma è andato a finire proprio in un canale di scolo e su una spalletta di cemento che sta proprio a metà del canale di scolo. Traumi cranici, anche fratture per i 2 a bordo. Il 65enne ha avuto un trauma cranico con perdita di coscienza e la frattura della gamba destra. Per lui in particolare è stata difficile, complicata l'estrazione da parte dei vigili del fuoco. Fratture costali sul fianco sinistro invece per il 52enne che era con lui. Si tratta di un aereo Tecnam, un velivolo che può arrivare anche ai 200 km all'ora in fase di volo. Come detto, l'intervento pochi minuti dopo, circa un quarto d'ora dopo, da parte dei soccorritori. Il veicolo adesso è sotto sequestro, ha avuto anche una perdita di carburante su cui sono intervenuti appunto i vigili del fuoco, e come state vedendo adesso la pattuglia dei carabinieri sta uscendo, sta rientrando, dato che il mezzo lì è appunto sotto sequestro. Codice rosso soprattutto il 65enne, mentre è entrato in codice rosso ma sembrerebbe in condizioni leggermente migliori il 52enne, appunto partita questa coppia questa mattina da Bolzano alle 8:30. Questo problema che ha richiesto loro di fare un atterraggio di emergenza. Questi dunque gli ultimi aggiornamenti. Noi abbiamo parlato anche con i proprietari dell'aviosuperficie, che è un'aviosuperficie storica, frequentatissima soprattutto nel fine settimana da elicotteri ultraleggeri, e gli stessi proprietari hanno anche all'interno alcuni velivoli. Abbiamo intercettato anche la sindaca di Sarego, Jessica Giacomello, tra i vari impegni di questo sabato. Abbiamo raccolto alcune sue dichiarazioni e poi può tornare la linea allo studio. Sindaco, è stato un risveglio in questo sabato con questo incidente con 2 feriti gravi, insomma un fatto inedito per Sarego. Sì, da quando sono sindaco sinceramente è la prima volta che vengo avvisata, insomma, di un incidente aereo, perché sostanzialmente anche se è un velivolo leggero di questo si tratta, insomma. 2 feriti sono in ospedale, ovviamente sono già intervenuti subito. Da parte sua cosa si sente di dire a tutte le persone coinvolte? Beh, ovviamente si spera che dal codice rosso queste 2 persone possano uscirne nel migliore dei modi, e come sindaco e come comunità ci stringiamo attorno alle famiglie per portare loro la nostra massima vicinanza. Questa è un'area storica per motivi archeologici, il nome Caquinta infatti ci riporta al tempo dei Romani, ma è storica anche la pista di atterraggio che c'è poco più distante.
Sì, effettivamente è sempre stato sentito, insomma, parlare di questa pista, di questo luogo che è caro ai residenti soprattutto di Monticello di Fara. Restiamo in provincia di Vicenza, nel Bassanese nello specifico per la cronaca. Dobbiamo darvi conto dell'ennesima truffa. Davvero è un'estate segnata dalle truffe non solo agli anziani, ma ci aggiorna su tutto la nostra Vanessa Banzato con Renzo Rigon per la parte tecnica da Mussolente. Buongiorno Vanessa. Buongiorno a te Cristian, a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Ci troviamo a Mussolente, assieme a me il vice sindaco Michele Ferronato. Perché qualche giorno fa, come hai accennato tu, si è verificata l'ennesima truffa con vittime, questa volta non tanto persone anziane, perché le vittime sono madre e figlia di 60 e 23 anni, quindi sono persone decisamente ancora giovani. Eppure la truffa ormai consolidata del falso maresciallo continua a mietere vittime. Questa volta è successo nella frazione di Casoni. La madre, la donna, la sessantenne, ha ricevuto una telefonata da questo finto maresciallo che le diceva che l'auto della figlia era stata utilizzata per compiere una rapina in una gioielleria a Vicenza, e di conseguenza stavano cercando appunto di tutti quanti i dati per risalire a chi era alla guida a questi fantomatici rapinatori. E la figlia nel contempo è stata raggiunta dalla telefonata di un complice del truffatore, che le ha chiesto di allontanarsi dalla stanza dove si trovava la madre, e in quel momento lei avrebbe dovuto compilare un modulo in cui accertava che l'auto non era stata utilizzata per compiere questa rapina, mentre la madre, al telefono con il primo truffatore, alla madre veniva chiesto di raccogliere tutto l'oro e di consegnarlo a un'addetta di questo maresciallo, perché questo oro serviva per praticamente scagionare le due donne dalla rapina. Dovevano verificare che non c'entrasse nulla con questa rapina ai danni di questo gioielliere di Vicenza. La donna ha raccolto tutto l'oro che c'era in casa, e quando è arrivata questa giovane le ha consegnato tutto quanto, ed è stato poco dopo che le due si sono accorte di essere state raggirate. Tutto poi è praticamente continuato con questa donna, questa giovane truffatrice, che al volante di un'auto si trova coinvolta in un incidente a neanche 1 chilometro di distanza dal punto dove era stata messa a segno la truffa, e molla la macchina. Nel contempo vengono avvisati i carabinieri, e i carabinieri che arrivano riescono in qualche maniera a raggiungere la donna che stava cercando di scappare dopo aver buttato un contenitore con dentro appunto l'oro che aveva appena prelevato, e succede che la riescono a incastrare. L'incastrano, trovano non soltanto l'oro della sessantenne, ma trovano anche delle scatole di gioielli, trovano degli abiti che aveva utilizzato poco prima, fanno una perquisizione nell'alloggio dove si trovava questa giovane, questa 23enne, a Romano Dezzerino, e lì addirittura trovano ulteriore refurtiva, 200 euro più altri gioielli che sono stati poi asportati a una donna, un'anziana di Caorle, in provincia di Venezia. Insomma, il cerchio si chiude, la 23enne viene arrestata appunto per truffa, e viene anche denunciata per lo stesso reato commesso a Caorle. Allora, si diceva, è davvero un po' complesso, quasi un film, no, che abbiamo raccontato. Vice sindaco, più che altro la cosa che fa specie è che non è una persona anziana a essere stata raggirata in questo frangente. Di conseguenza davvero l'allerta è da tenere alta, non soltanto per le persone anziane. Sì, assolutamente sì. Bisogna, ormai queste truffe sono conosciute, sappiamo come sono, bisogna informarsi, e quindi non solo gli anziani, ma tutti noi, quando siamo presi dall'incitamento di queste richieste, soprattutto quando c'è di mezzo figli, sono in mezzo figli e via dicendo, si tende a far cadere un po' quelle che sono le nostre difese. A questo punto noi dobbiamo assolutamente rendere noto
più possibile queste situazioni e essere preparati, diciamo. In questo caso probabilmente, secondo me, hanno sfruttato anche il fatto della condizione della rapina che c'è stata proprio qui, e quindi proprio l'incitamento di questo ha fatto in modo che la persona cadesse in inganno. Noi invitiamo sempre a chiamare, comunque in ogni caso, anche in caso di dubbio, perché al massimo ci confermeranno la situazione, chiamare i carabinieri al 112 in modo di poter essere certi di quello che sta avvenendo sia effettivamente un qualcosa che arriva dai carabinieri. Altre cose, noi nel passato abbiamo fatto, ancora con le precedenti amministrazioni, alcuni incontri con i carabinieri, ci rivolgevamo soprattutto agli anziani. A questo punto decideremo di aprirlo alla cittadinanza. Ecco che però la cittadinanza deve in qualche momento venire a questi incontri, perché lì effettivamente poi le forze dell'ordine ci spiegheranno esattamente cosa deve fare. Nel sito, e logicamente però io dico non tutti navigano tranquillamente, nel sito dei carabinieri ci sono tutta una serie di informazioni. Ecco, basterebbe solo che queste informazioni passassero solo per essere a conoscenza appunto di quelli che sono questi tentativi di truffa che purtroppo continuano, e in questo caso nel nostro territorio. Ecco, sono proprio i carabinieri anche che ancora una volta vogliono comunicare alle persone che mai e poi mai chiederebbero appunto del denaro, chiederebbero dei gioielli, assolutamente. Semmai potrebbe esserci la convocazione in caserma, ma questo è tutt'altra cosa. Di conseguenza massima attenzione che viene richiesta davvero a tutte le persone. Cristian, io ti saluto e chiederei alla regia di mandare il servizio che abbiamo realizzato proprio ieri, tra l'altro con ancora una truffa molto simile del falso carabiniere che è stata perpetrata a Bassano del Grappa. Un signore robusto e il palo, una donna che attualmente ha i capelli biondi, e hanno portato via abbastanza preziosi alla signora e adesso stanno procedendo i carabinieri. È successo oggi intorno a mezzogiorno nel quartiere 25 aprile e poco prima, in mattinata, era successo al quartiere Europa. L'ennesima truffa del finto carabiniere è riuscita con successo. È accaduto di nuovo a Bassano del Grappa. Un messaggio per tutti: qualsiasi sia la chiamata, siamo i carabinieri, e qualsiasi sia le informazioni che hanno sui soggetti, mettete immediatamente giù il telefono e chiamate voi il comando della compagnia, perché questi signori usano il termine carabinieri perché sanno che la cittadinanza ha massima fiducia nell'Arma dei Carabinieri. Il tema è che siamo davanti a una vera e propria piaga. Tantissime sono le segnalazioni che arrivano anche alla nostra redazione, e da qui in tanti si stanno muovendo, a partire dal comune di Treviso, e noi proprio a Treviso andiamo per una iniziativa del comune, anzi una vera e propria task force. Vedo già pronta la nostra Edi Caliman, per la parte tecnica Tommaso Migot. Edi, buongiorno. Cosa si sta facendo a Treviso per contrastare questa piaga, la piaga delle truffe? Esatto, Cristian, buongiorno a te e ai telespettatori, con l'assessora alla città sociale Gloria Tessarolo, che ha contribuito a diffondere questa iniziativa di sensibilizzazione che parte dalle edicole per gli anziani proprio contro le truffe. È appena andato in onda un servizio, il contributo dai nostri colleghi di Bassano, dove è stata registrata l'ennesima truffa agli anziani. Il Comune come sta intervenendo? Ha in mano dei volantini, assessora, lei? Sì, noi stiamo intervenendo su più fronti. Crediamo che l'informazione e la consapevolezza sia la migliore arma, e poi la rete. Quindi stiamo lavorando e abbiamo lavorato a questa campagna in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri, con la Prefettura, grazie a un fondo del Ministero, e poi affidandoci ovviamente alle competenze, in questo caso di Antenna 3. Abbiamo costruito uno spot che si replica anche in un cartaceo che stiamo distribuendo nei luoghi che restano aperti in città, quindi i luoghi
istituzionali, ovviamente quelli comunali, i medici di base, le farmacie, e da quest'anno siamo anche con una fortissima collaborazione con le edicole. Sono 22 le edicole aperte in città che garantiscono un servizio di prossimità, e quindi grazie al lavoro con gli edicolanti abbiamo preparato un kit, diffondiamo questo volantino più una serie di altre informazioni utili alle persone anziane che restano in città, e l'edicolante con il suo contatto, la sua relazione di prossimità con le persone dà il materiale a chi è interessato, quindi anche alle giuste fasce d'età. Facciamo vedere anche per chi ci guarda, insomma, che cosa troverà in edicole, che cosa l'edicolante darà loro con i vari consigli e anche un po' le strategie che vengono utilizzate proprio per saperle riconoscere. Esatto, allora noi abbiamo nel volantino studiato 3 setting che gli anziani ritrovano. Sono 3 setting i classici della quotidianità che vive l'anziano. Uno è la casa, dove purtroppo si stanno consumando le truffe più frequenti, e quindi dove la persona riceve la telefonata. Ultimamente quella del finto carabiniere è una delle più importanti. Ecco, i carabinieri specificano, no, che non fanno questo tipo di accessi, non lo fa la polizia locale, non lo fanno gli agenti della polizia di Stato, per cui quando riceviamo questo tipo di telefonate dobbiamo sempre sospettare. Poi si stanno affinando tantissimo, quindi l'anziano deve essere davvero molto forte nel mettere giù il telefono e nel contattare subito l'112, e noi questo lo abbiamo messo nel volantino. È importante non solo sapere che sono truffe sempre più sottili nella gestione, ma soprattutto poi riferirsi alle forze dell'ordine con il numero unico. E si entra nel vivo, ha cominciato il volantinaggio, la distribuzione in questi giorni, si entra nel vivo dalla prossima settimana, giusto? Sì, dalla prossima settimana abbiamo studiato questo kit argento proprio per facilitare la distribuzione, in modo che l'edicolante non debba pescare volantini, ma abbia già una tasca con tutte le informazioni utili. All'interno abbiamo messo come priorità proprio questo sulle truffe, poi un volantino molto agile diffuso dall'Arma dei Carabinieri, e poi abbiamo inserito anche per chi è stato vittima di questo tipo di truffe, di raggiri, ma anche di altri reati, quello che è lo sportello vittime, che è uno sportello gratuito che abbiamo qui a Treviso, ospitiamo, e lo ospitiamo in tutta la provincia di Treviso, dove le persone possono ricevere un supporto psicologico e un orientamento giuridico. Grazie mille, Assessora Gloria Tessarollo. Noi siamo non a caso in un'edicola, una delle edicole più storiche di Treviso, e con Maurizio Pregnolato che ci dice, insomma, come stanno andando questi primi giorni di consegna dei volantini. Beh, questi volantini devono ancora uscire perché usciranno la settimana prossima, però abbiamo collaborato e stiamo collaborando con il Comune già da alcuni mesi, e i volantini vengono ben accettati e noi con gioia li distribuiamo in modo da poter dare alla popolazione delle informazioni utili per tutta Treviso, insomma. Grazie intanto. E allora le edicole diventano anche un po' un presidio di sicurezza e un presidio sociale, soprattutto nei mesi estivi, che sono quelli più colpiti proprio da questo tipo di fenomeni. Cristian, se non hai domande, da Treviso ti restituisco la linea. Edi, grazie molte, grazie a te Tommaso Migot per la parte tecnica, grazie ai tuoi ospiti. È giusto ribadire il concetto e ribadire il messaggio. Ringrazio dalla regia Renato Capoia e Alberto Pivetta. Adesso ci muoviamo su Venezia. Venezia, una città al centro delle cronache non solo locali in queste ore, lo potete vedere anche dai siti nazionali. Questo è il Fatto Quotidiano che parla degli scontri tra polizia e manifestanti proprio a Venezia durante il corteo contro l'ambasciatore USA in tour. Ma noi ci colleghiamo chiaramente con Venezia, con la nostra Marta Zatta che si trova con Sandro Ponchio per la parte tecnica. Una città che appunto è reduce dagli scontri di ieri che la nostra emittente vi ha raccontato in diretta, ma che sta attendendo anche il Redentore. Marta, buongiorno.
Buongiorno Cristian, buongiorno ai nostri telespettatori. Esatto, una doppia faccia a partire da ieri sera con gli scontri che appunto, come hai detto tu, vi abbiamo raccontato, quando più di 300 attivisti si sono riuniti per protestare contro l'arrivo del Boardwalk, il super yacht di 117 metri dell'ambasciatore americano Tillman Fertitta, un magnate texano estremamente legato a Trump. Si sono ritrovati appunto per protestare l'arrivo del magnate dopo un viaggio che lo sta portando in tutta l'Italia, che l'ha visto ieri arrivare proprio a Venezia. Le polemiche non sono nate solo qui a Venezia ma in tutta Italia per l'enorme dispiegamento di forze dell'ordine e soprattutto della Guardia di Finanza che l'ha accompagnato nell'intero viaggio che l'ha portato qui fino a qui a Venezia. Appunto dicevamo, gli scontri sono partiti dalle 18 di ieri dal campo di San Zaccaria e si sono poi prolungati attorno alle 19:30 lungo le rive. Qui appunto si sono scontrati contro più di 100 agenti della polizia locale, fortunatamente però senza feriti. Ma partiamo innanzitutto dalle immagini di ieri sera. Un blocco dalle immagini che sta girando e vi sta trasmettendo in diretta Simone Merlo. Vedete che c'è un vastissimo dispiegamento di polizia. Le polizie sono separate solamente da una decina di metri. Vediamo tra poco che cosa succede. Vi faccio anche sentire cosa stanno dicendo. Ecco, meglio di no, perché sento che c'è un linguaggio abbastanza sopra le righe. Ed eccoci che i manifestanti si avvicinano al cordone di polizia in assetto anti-sommossa ed eccoci. Come era stato previsto, ci sono degli scontri. La polizia sta respingendo il corteo che voleva avvicinarsi al mega yacht dell'ambasciatore degli Stati Uniti d'America. Sono degli scontri piuttosto duri. Il cordone di polizia in assetto antisommossa, vedete che sta respingendo i manifestanti. Ci sono un grido si leva da questa piazza ed è vergogna! Vergogna Fertitta! Vergogna Venturini della polizia! Siete in terza marcia! Vergogna! Ecco, quindi lo avete visto il racconto di Filippo Fois, di quei momenti concitati, gli attivisti che denunciavano tra l'altro le politiche definite guerrafondaie di Trump. Tutto fortunatamente si è risolto senza feriti, ma oggi Venezia volta pagina perché è la grande festa del Redentore che sta richiamando da tutto il mondo migliaia di turisti, ma soprattutto è la festa dei veneziani ed è partita ieri sera con la tradizionale inaugurazione del Ponte Votivo, la presenza del sindaco Simone Venturini, tra l'altro è la sua prima festa del Redentore da sindaco, e chiaramente anche la presenza del patriarca Moraglia. Il nostro Lorenzo Maier li ha intervistati. Una festa del Redentore che ci invita a guardare in alto. Sì, intanto un ricordo particolare quest'anno, sono 450 anni dal voto del 1576, quindi il ricordo è anche a tutti i veneziani che in questi secoli hanno fatto pellegrinaggio al Redentore. Non abbiamo la peste, abbiamo qualcosa che però uccide e i corpi e le anime, e l'odio che portano dietro di sé le guerre. Quindi abbiamo bisogno di riscoprire una paternità comune che ci aiuti a chiamarci ancora fratelli, ma soprattutto a considerarci fratelli. D'altra parte tutti i progetti politici che hanno anche sognato un ugualitarismo e hanno fatto anche della fratellanza molte volte un progetto,
Quando manca il rapporto con Dio sono destinati a fallire questi progetti. La storia ci dice questo. Ero un po' emozionato oggi, un Redentore un po' diverso rispetto agli altri che pure ha fatto, alcuni anche con la fascia come delegato oggi da sindaco di Venezia. Beh, il primo Redentore da sindaco, quindi sicuramente c'è molta emozione, come ci sarà alla prima festa della Madonna della Salute. Sono momenti che scandiscono la vita civile e religiosa della nostra città, in cui emerge anche l'aspetto comunitario di Venezia, in cui tutti simbolicamente si ripercorre questo pellegrinaggio che da 450 anni dura appunto in questo nostro territorio, in questa nostra città. È un momento in cui anche ci riconosciamo veneziani prima di tutto, e quindi scopriamo ciò che ci unisce più di quello che ci divide. In un momento in cui per ogni cosa il nostro paese, il nostro continente, il nostro mondo baruffa, ecco, questi momenti devono essere momenti di grande unità, come insegnamento non solo a livello locale ma anche a livello internazionale. Ecco, quindi sentite proprio l'emozione anche nelle parole del sindaco e del patriarca per una festa veramente sentita da tutti i veneziani e che sta raccogliendo appunto tantissimi turisti, più del solito possiamo dire. Ma noi vi ricordiamo anche l'appuntamento questa sera alle 20:10 su Antenna 3, dove vi racconteremo in diretta proprio la festa del Redentore con i nostri inviati da Palazzo Ducale, ma non solo. Quindi insomma un appuntamento sentito dai veneziani che potrete seguire anche su Antenna 3. E quindi Cristian da Venezia, per il momento è tutto, a te la linea. Ti ringrazio, grazie Marta Zatta con Sandro Ponchio da Venezia, ma rimaniamo per un attimo a Venezia, ci spostiamo di poco rispetto alla location di Marta Zatta con Sandro Ponchio. Questo è il ponte di Rialto, questi sono gli effetti di un raid vandalico nella notte. Imbrattano il ponte di Rialto con vernice spray, 3 turisti bloccati e denunciati, con Zaccarioto che parla di tolleranza zero, un atto gravissimo verso Venezia e i veneziani, e questo a seguito delle numerose segnalazioni e richieste di informazioni dei cittadini. Il Comune di Venezia ha comunicato che 3 turisti di nazionalità pakistana di 20, 21 e 22 anni sono stati denunciati questa notte dalla polizia locale per aver imbrattato il ponte di Rialto con vernice spray verde e rosa. Cerco di mostrarvi anche un'altra foto, un'altra visuale, perché appunto si tratta di un raid particolarmente esteso e diffuso. Vi mostro anche questa, quindi parliamo di un grave imbrattamento su uno dei luoghi simbolo di Venezia, non solo chiaramente di Venezia ma dell'Italia intera. I 3 sono stati fotosegnalati e denunciati all'autorità giudiziaria per danneggiamento di un bene monumentale. È successo attorno alle 4:40 di questa mattina. Zaccarioto che dice e sottolinea come le telecamere si siano rivelate ancora una volta decisive per individuare rapidamente i responsabili. Così dunque a Venezia. E noi per la cronaca adesso ci spostiamo a Padova per una vicenda davvero terribile. Obbligava la compagna a prostituirsi nonostante fosse al 5° mese di gravidanza. Quando lei si rifiutava per punizione la faceva stare in ginocchio per delle ore. Questa è la triste storia di una 20enne rumena e di suo marito, che ora è stato arrestato. Picchiata, minacciata di morte, costretta a prostituirsi nonostante fosse incinta al 5° mese. È la storia di una 20enne rumena salvata a Padova dopo essersi rifugiata in un bar del quartiere Sacro Cuore. Arrestato il marito connazionale, 26enne. È successo giovedì mattina. Il gestore di un bar in zona Sacro Cuore ha chiamato il 113. Una giovane donna, visibilmente incinta, si era rifugiata nel locale dicendo di essere stata picchiata dal marito che l'aveva minacciata di morte. Sul posto sono arrivate le volanti e la squadra mobile. La donna è stata soccorsa e portata in ospedale. Dai primi accertamenti è emerso un quadro di violenza sistematica. Il marito, un 26enne rumeno, la costringeva a prostituirsi e quella notte l'aveva aggredita perché insoddisfatto dei 150 euro guadagnati il giorno prima. Non era un episodio isolato. Negli ultimi giorni la donna aveva già rifiutato di prostituirsi, invocando l'avanzata gravidanza, e per questo era stata più volte minacciata e picchiata.
Nella notte tra mercoledì e giovedì la violenza è arrivata all'apice. Costretta a restare in ginocchio per ore, come punizione la donna è riuscita a scappare solo quando il suo aguzzino si è addormentato. Gli investigatori hanno ricostruito anche un controllo psicologico costante. La giovane era isolata, senza cellulare, senza contatti con l'esterno, vietate anche le visite dal medico per paura che i sanitari notassero i lividi. Il 26enne, già indagato a 18 anni per sfruttamento della prostituzione ai danni di un'altra donna rumena, è stato rintracciato nella struttura ricettiva dove si era trasferito da pochi giorni con la moglie. Attivato il codice rosso, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e segnalato per sfruttamento della prostituzione. Ora si trova in carcere a Padova a disposizione della procura. Il questore, Marco Dorisio, ha inoltre attivato l'ufficio immigrazione per l'espulsione dell'uomo. La vittima si trova in una struttura protetta. Questo il servizio di Francesco Ratai. Con Francesco Ratai adesso però ci colleghiamo in diretta. Per la parte tecnica c'è Federico Cibotto. Francesco si trova a Civè di Corezzola da Franco Birolo, lo conoscete tutti, è il gioielliere che nel 2012 sparò e uccise un ladro che si era introdotto nella sua tabaccheria, non gioielliere, scusate, tabacchiere, tabaccaio. E ovviamente sullo sfondo c'è la vicenda di Mario Roggero che continua a far discutere sia a livello locale che nazionale. Buongiorno Francesco. Sì, ci sta lanciando. Sì, buongiorno Cristian, buongiorno a chi ci sta guardando. Dicevi bene, siamo a Civè di Corezzola in provincia di Padova. Con me c'è Franco Birolo che conoscerete tutti, è stato protagonista di una vicenda che per certi versi ricorda quella di Mario Roggero, l'orafo che è stato condannato a 14 anni di carcere per l'omicidio dei due banditi che l'avevano appena rapinato. Ecco, la vicenda del signor Birolo la conoscete tutti. Lui si trovava proprio qui in questa che era l'ex tabaccheria, la vedete, è spoglia alle nostre spalle, non c'è più niente perché il signor Birolo ha deciso di abbandonare questa attività e dedicarsi ad altre attività. Ecco, la sentenza che è arrivata per il gioielliere Roggero, come l'ha accolta? Io la ritengo assurda, sia per la quantità, il numero di anni di pena che ha ricevuto, sia per la modalità che ha intrapreso già dal primo grado di giudizio. In pratica il signor Roggero non ha avuto l'imputazione corretta. Lui è stato imputato e è andato a processo con l'accusa di duplice omicidio, mentre in realtà doveva essere giudicato per legittima difesa, perché la sua è stata una legittima difesa. Lui ha reagito appena ha avuto un minimo di possibilità. Non poteva reagire con la pistola puntata alla tempia, lo ha fatto appena questi hanno avuto un attimo di distrazione che stavano uscendo. Tutto qui. Ecco, le faccio una domanda un po' provocatoria, però a differenza del suo caso in cui lei ha reagito all'interno di quello che era il suo domicilio, il gioielliere è uscito fuori dalla gioielleria. Rammento però che anch'io poi, dopo lo sparo all'interno del mio negozio, sono uscito fuori trattenendo e poi consegnando alle forze dell'ordine un secondo individuo che appunto stava scappando in auto. Però questo entra sempre nel contesto del fatto stesso, cioè non si può delimitare a secondi o a metri il limite dove uno può agire con un fatto grave di questo tipo. Tra l'altro Roggero era anche reduce da rapine precedenti dove era stato picchiato e malmenato, quindi si portava appresso un'agonia di questo tipo che lui non vedeva l'ora di terminare, di porre fine a questo incubo che stava vivendo.
Ecco, c'è un altro tema legato sempre a questa sentenza, è quello che è richiesto dai familiari delle persone che sono morte. Proprio lei, nella fattispecie del suo caso, lei è stato condannato in primo grado, assolto in secondo grado e assoluzione confermata in Cassazione. In Cassazione ci siete andati proprio perché i parenti... Per una questione di soldi, sì, appunto. Io ricordo che sono stato giudicato con la vecchia legge sulla legittima difesa, prima della modifica del 2019, mi sembra. Dal 2019 in poi, uno che viene giudicato per legittima difesa o eccesso di legittima difesa non deve più risarcire i ladri, i parenti dei ladri, perché questo è già entrato in vigore. Però se trovi il giudice che invece di condannarti, vedi il caso di Mario Rogero, per legittima difesa ti accusa e ti manda a processo con l'accusa di duplice omicidio, tu segui un canale giudiziario che ti esclude dai benefici dell'ultima norma sulla legittima difesa, quindi tu non puoi più beneficiare di tutte quelle attenuanti delle modifiche. È giusto, è assurdo poi che debba pagare 3 milioni e 300 mila, cioè sono richiesti 3 milioni e 300 mila euro dai parenti delle vittime. Questa è una cosa che non sta né in cielo né in terra, non si può risarcire i familiari del delinquente per il mancato introito ricevuto durante la rapina. Cioè, dove sta scritta sta cosa? Cioè, non esiste proprio. Un tema che ha affrontato anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Le faccio un'ultima domanda. C'è il calvario giudiziario, perché viene vissuto sicuramente in questo modo. Resta anche dopo, immagino, uno stato d'animo che non è mai sereno. Sì, per le persone per bene, già il fatto di avere un'indagine in corso, questo calvario, come dice lei, il giudiziario che dura anni, questa è già una pena che si viene a scontare. Per lo più poi, quando trovi il giudice o il magistrato che la pensa in maniera diversa, diciamo, da quella che si dovrebbe immaginare, e ti trovi anche condannato a risarcire le persone. Questa è una cosa che uno si porta avanti per tutta la vita, non solo lui, la famiglia stessa, cioè è una cosa che si trascina per anni e anni. E io le potrei citare casi di colleghi che gli è cambiato la vita completamente. È difficile mantenere il sangue freddo. Poi, tra l'altro, i gioiellieri in particolare hanno un'attività a rischio dove sono tutti i giorni lì con una tensione che non riescono a controllare perché non possono neanche difendersi. Arrivano i delinquenti nell'attività e devono rimanere lì inermi ad aspettare, perché se per caso si difendono devono anche poi risarcire il delinquente. Cioè, questa è una cosa che per fortuna la Meloni, il governo di adesso, cerca di porre un rimedio a questo. Con l'ultimo decreto sicurezza mi sembra sia stata messa una pezza che comunque sta sempre alla discrezione del giudice. Poi dobbiamo considerare che queste cose sono sempre a discrezione del giudice di turno, che stabilisce con che imputazione viene condannato il soggetto che si difende e in che modo mandarlo a processo. Ecco, queste le parole di Franco Birolo, chiedo scusa, che ha subito appunto un percorso simile ma differente rispetto all'orafo Rogero. Abbiamo ieri sentito anche il presidente del Partito Democratico Bonaccini, che era ospite nei nostri studi proprio su questo tema. Chiedo alla regia di poter agevolare il contributo. Io credo che strumentalizzarla politicamente sia un errore clamoroso e sia proprio sbagliato. Ovviamente la comprensione verso chi si sente aggredito o defraudato dell'impegno di una vita va
capita, però è altrettanto evidente che in un paese civile e democratico i confini, ad esempio, della legittima difesa sono molto, molto chiari e in ogni caso non spetta sull'eventuale grazia al ministro Nordio, che si è arrogato un diritto che non gli compete, ma spetta per il nostro ordinamento esattamente al Presidente della Repubblica. Però credo che la politica dovrebbe solo abbassare i toni, perché altrimenti rischia di diventare una strumentalizzazione di quella che in ogni caso è una vera e propria tragedia. Ha fatto bene il Capo dello Stato a richiamare il governo, in particolare il Ministro Nordio. Ma ha fatto il suo dovere. Viene da chiedersi come sia possibile che una personalità come il Ministro Nordio cada in un errore del genere. Senta Bonaccini, la difesa è sempre legittima. La legittima difesa si chiama così proprio perché in diversi casi può essere e deve essere legittima, però ci sono paletti e confini che non possono essere superati, altrimenti il rischio è di precipitare nel Far West. Ecco, queste le parole di Bonaccini. Nel salutarvi vi lascio invece con le parole che abbiamo raccolto tra i cittadini sul caso del gioielliere Roggero. Chiedo alla regia di poter mandare il servizio, ringraziando Federico Cibotto che ci ha aiutato in questo collegamento. Ti restituisco la linea. Grazie al gioielliere Roggero. Lei fermerebbe? Risposta difficile. Perché? Perché siamo al limite per giustificare una cosa violenta. Però d'altro canto c'è anche una legittima difesa, no? Quindi ho dei dubbi. Bisogna pensare a quello che ha patito prima, perché a tutte queste anime belle che sparano contro il gioielliere, io vorrei che si trovassero nella loro condizione, nella sua condizione, di vedere moglie e figlia così, dopo tanti tentativi. Certamente. Certamente, perché è giusto difendersi, anche se in realtà lui era comunque in un luogo pubblico, avrebbe dovuto agire dentro. Però è giusto difendersi, insomma. Lei firmerebbe per la grazia? Subito. Perché? Sì, perché non mi sembra giusto che uno che si difende dopo aver subito quello che ha subito, esasperato come può essere una persona in quelle condizioni là, si trovi a dover scontare 14 anni di carcere. Dare per esempio una mossa multa e basta. Se fossi il Presidente della Repubblica, penso di sì. Perché? Perché è un caso complicatissimo, però senza smentire la magistratura. Perché quando la magistratura assume un provvedimento, 3 gradi del giudizio hanno esaminato i documenti, non si può svillaneggiare le istituzioni in continuazione. I magistrati hanno fatto il loro dovere e hanno giudicato secundum alligata et probata. Tuttavia esiste anche l'eccezione e c'è la grazia, sì. Io se fossi il Presidente della Repubblica la firmerei. Insomma, un tema che è sentito tra la popolazione che anima il dibattito non solo politico. Prima di andare in pubblicità vi ricordo le notizie principali di giornata. A Sarego questo ultraleggero che è atterrato prima della pista ed è finito in una canaletta, 2 i feriti gravi. Ci siamo collegati con Mirko Cavallin che ci ha appunto fornito le prime indicazioni, la prima ricostruzione. Poi vi abbiamo raccontato anche quello che è successo a Padova con quest'uomo che è stato arrestato, ha costretto la moglie ventenne a prostituirsi mentre era incinta, la picchiava, una storia drammatica. Anche qui si è mossa la giustizia trevigiana. Noi adesso andiamo in pubblicità, abbiamo ancora tanto da raccontarvi, a fra poco. Di nuovo in diretta Focus TG, torniamo alla cronaca, torniamo a Padova dove la polizia ha arrestato 2 tunisini che stavano prelevando con un bancomat appena rubato. I 2 per tentare la fuga hanno aggredito gli agenti.
Avvisati da un cittadino a cui era appena stato rubato il bancomat, i poliziotti delle volanti sono intervenuti la scorsa notte nel quartiere Portello a Padova per bloccare 2 nordafricani. I 2 stranieri stavano tentando di prelevare in una tabaccheria di via Morgagni. Alla vista delle volanti hanno tentato la fuga, aggredendo gli agenti con calci e pugni. I poliziotti però sono riusciti ad arrestare i 2. L'intervento dopo che un cittadino aveva denunciato il furto della carta all'interno di una lavanderia di via Belzoni. Durante la fuga uno dei 2 tunisini, poi arrestati, ha tentato di disfarsi di un panetto di hashish del peso di quasi 50 grammi. Portati in questura, i 2 venivano identificati. Si tratta di 2 cittadini tunisini, entrambi 31enni, pluripregiudicati per svariati reati contro la persona, il patrimonio e in materia di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel 2022 uno dei 2 era stato arrestato mentre stava rubando in un'abitazione scardinando una cassaforte a muro. Per entrambi è scattato l'arresto e per uno di loro anche il divieto di dimora a Padova. A Vicenza adesso aggressione, l'ennesima aggressione all'ospedale. All'improvviso dà in escandescenze. Siamo all'ospedale San Bortolo nel reparto di psichiatria. Uno straniero pretende di far visita al fratello ricoverato, ma quando il personale richiama il rispetto degli orari e dei modi per incontrare i degenti, l'uomo si scatena, colpisce gli arredi, minaccia i presenti e poi aggredisce un operatore sociosanitario. Interviene il servizio di vigilanza interno e quindi gli agenti di polizia che lo bloccano e lo scortano fuori dall'ospedale. Il Dipartimento di Salute Mentale, come tutti i reparti di questo ospedale, sono luoghi destinati alle cure e devono godere del massimo rispetto da parte di tutti i cittadini. Con fermezza quindi ribadiamo la vicinanza ai nostri operatori, ai nostri dipendenti e condanniamo ogni forma di violenza, di aggressione verso il personale sanitario. Siamo tutti compatti ed uniti nel garantire la massima attenzione a contrastare qualsiasi forma di violenza. Nel Padovano a Mestrino chiuso un bar che era diventato un covo di pregiudicati. Punto di ritrovo di pregiudicati, spacciatori e di clienti ubriachi, molesti. Erano decine le segnalazioni arrivate dai residenti che hanno portato alla chiusura del bar all'angolo a Mestrino. Il questore di Padova, Marco Dorisio, ha disposto la sospensione della licenza per 30 giorni del locale di Piazza del Mercato. Il provvedimento arriva dopo il resoconto dei carabinieri che nel corso dei mesi hanno raccolto le segnalazioni dei residenti e hanno rilevato una grave criticità sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica. Il bar, luogo di ritrovo di pregiudicati, persone ubriache che disturbavano la quiete pubblica. Lo scorso novembre 2 persone sedute ai tavolini erano state aggredite. A gennaio invece una segnalazione anonima aveva permesso di sequestrare e denunciare un cliente del bar per detenzione di droga ai fini di spaccio. Vi do anche questa notizia, lo scenario è molto simile, ma siamo nel Trevigiano a Borso del Grap con il questore che chiude un bar per un mese. Anche questo locale si era distinto per episodi decisamente sopra le righe. 3 gravi episodi di violenza in poco meno di 3 mesi, tra risse, aggressioni e minacce con un palo di ferro. Tra l'altro ve lo avevamo anche raccontato nei nostri telegiornali, e questo è il quadro che ha portato il questore di Treviso Alessandra Simone a disporre la sospensione per 30 giorni della licenza di somministrazione di alimenti e bevande di un locale di Borso del Grap, ritenuto abituale ritrovo di soggetti pregiudicati e teatro di ripetuti fatti di sangue. Su questo ritorneremo chiaramente nei nostri telegiornali serali, ma adesso siamo in grado di collegarci con Belluno per una questione aperta che riguarda i parcheggi dei supermercati, parcheggi a pagamento, una questione che riguarda tanti cittadini e della quale ci parla il nostro Fabio Fioravanzi con Stefano Bozzi per la parte tecnica. Buongiorno Fabio.
Grazie della linea da Belluno con Franco Roccon per un caso che vi esponiamo da qui, ma che siccome riguarda le catene dei supermercati ci sembra verosimile possa accadere identico anche a Treviso, a Padova, a Vicenza, in tutte le altre località dove si trovano i supermercati delle stesse catene, dove succede che all'ingresso c'è un cartello e oltre una certa permanenza della propria auto nel parcheggio arriva a casa una lettera. Esattamente, la si chiama sanzione, ma in realtà è un venir meno di un rapporto contrattuale tra la grande distribuzione che mette a disposizione i parcheggi su area privata ma parcheggi pubblici e dice: guardate, chi supera i 3 ore, le 2 ore, 1 ora, quello che è sanzionabile attraverso una società in cui mandano questa lettera, e questa lettera ovviamente richiama l'utente, il proprietario dell'auto che è stato rilevato attraverso delle telecamere, a dire di pagare questa sanzione. Allora, quello che chiedo io e che chiediamo noi della Lega Veneta Repubblica è di fare chiarezza su questo aspetto, perché non è semplice trovare l'utente da una parte e il consumatore dall'altra. Possiamo capire benissimo che la GDO, la grande distribuzione organizzata, ha necessità di avere una rotazione dei propri parcheggi e quindi anche la vendita dei propri prodotti, ma stant'è che insomma il cliente, almeno ricevo i messaggi di questi giorni, è che dice: dove c'è questa operazione io non vado a fare la spesa, e quindi è un danno per sostanzialmente ti mettono a disposizione un timing gratuito, certo. Dopodiché se ti soffermi, come ti dicevo, da qui in poi devi pagare la tua sosta. Esattamente, spesso soprattutto su Belluno è vicino al nosocomio dell'ospedale di Belluno e quindi l'utilizzo di questi parcheggi che sono messi in termini gratuiti, l'utente stesso va in ospedale, quindi sta più di 3 ore e più di 3 ore ovviamente riceve questa sanzione. Di che cifra? Dai 40 ai 59 euro, 54 euro, insomma una cifra che magari che non va, chiaramente non va al comune, non va al pubblico. Non va al pubblico, non è il pubblico a emetterla, non c'è il rapporto col pubblico e c'è una società, un SRL che emette queste lettere. Tra l'altro il fatto che arrivino delle lettere semplici può essere anche non raccomandato. E ne hai certo che sono lettere semplici? Assolutamente sì, le ho viste quelle che hanno ricevuto diversi utenti, tra l'altro Belluno, nella zona dell'ospedale succede abbastanza spesso, e diciamo che è una lettera normale, non è una raccomandata, non è una tracciabilità della lettera che arriva, quindi può essere anche messa in discussione il fatto stesso che... Quindi se uno non paga? Io non so cosa avviene, nel senso che anche arrivare alla riscossione coatta della sanzione non pagata io la vedo difficile, non so. Ho chiesto e chiedo al comune di Belluno, attraverso la polizia locale e gli organi preposti, di fare una verifica, perché tra l'altro le concessioni rilasciate a suo tempo dei 1500 metri quadri di superficie di vendita chiedono anche un X numero di parcheggi a disposizione di parte pubblica. Su alcuni sono state messe anche delle sbarre, ma che non vengono mai chiuse, ma potrei capire se venissero chiuse durante la notte, perché l'attività commerciale non c'è, ma durante il giorno qualche perplessità ovviamente balza agli occhi. E siccome stanno crescendo come funghi questi tipi di operazioni, io credo sia bene fare chiarezza, anche forse in ambito regionale, perché la questione è abbastanza pregnante per l'utente, ma è pregnante anche per le attività commerciali, perché ovviamente vanno a perdere un incasso. Non so dire questi soldi delle sanzioni dove vanno a finire, se sulla GDO, la distribuzione, o se sulla società che fa i rilevamenti attraverso telecamere, cosa che insomma spetterebbe solo a parte pubblica, non a soggetti privati fare il rilievo con queste telecamere. Quindi anche questa è una questione da vedere. Ma io ho semplicemente messo davanti a tutti le necessità che ci siano da fare chiarezza su questi aspetti che non sono ovviamente secondari, soprattutto per l'utente che tira fuori 40 euro magari per una dimenticanza, oppure insomma ha lasciato lì l'auto tutto il giorno, è giusto che venga sanzionato in certo qual modo. Prima si usava il buon senso, allontana la tua, lei guida tutto il giorno, non metterla più, è finita lì. E poi sono subentrate queste tipologie di cose, applicando 2 codici del codice civile, il 1336 e il 1341, che poi stridono col codice della strada e col codice del consumo. Ecco, quindi è necessario fare assolutamente chiarezza. Grazie Franco Roccon, ripetiamo, è un caso, siccome si parla di grande distribuzione, che verosimilmente non riguarda solo Belluno, ma tantissime altre città, tantissime altre aree di parcheggi di tantissimi altri supermercati. Da Belluno è tutto lì nello studio.
Grazie Fabio Fioravanzi con Stefano Bozzi per la parte tecnica. Noi adesso vi raccontiamo di un furto, il furto di un'auto con questi ladri che hanno rubato un'auto a Castelfranco Veneto e sono stati rintracciati dai carabinieri a Vigo d'Arzere. Ci sono 3 denunciati. Stava spingendo l'auto rimasta in panne e dopo il furto sono stati bloccati a Vigo d'Arzere e denunciati 2 nordafricani e una donna italiana che qualche giorno fa avevano rubato un'auto parcheggiata a Castelfranco Veneto. I 3, domiciliati nel Trevigiano, sono noti alle forze dell'ordine. La segnalazione era arrivata ai carabinieri di Vigo d'Arzere mercoledì. Un passante aveva notato i 3 spingere l'auto. La vettura, però, era intestata a una donna di Castelfranco che ne aveva appena denunciato il furto. Il veicolo era stato rubato all'esterno della sua abitazione, dove era posteggiato con le chiavi inserite. Le chiavi sono state trovate in possesso del 29enne. All'interno dell'abitacolo i carabinieri hanno trovato anche un bancomat risultato provento di un altro furto. La donna e uno dei 2 nordafricani sono stati denunciati. Il terzo complice, invece, è stato trovato poco lontano mentre cercava di nascondersi, ma è stato anche lui denunciato per ricettazione. Così dunque tra Castelfranco Veneto e Vigo d'Arzere. Noi adesso andiamo in pubblicità, a fra pochissimo. Di nuovo in diretta Focus TG, è una vicenda della quale ci siamo occupati diverse volte, la morte di Gloria De Lazzari a Manchester all'inizio dell'anno, questa donna roncadese che è stata ammazzata in un modo davvero brutale. È stata dura per la famiglia riavere la salma, tanta burocrazia, c'erano poi delle indagini in corso. Ieri l'ultimo saluto, l'addio nella chiesa di Musestre a questa donna sfortunata mentre le indagini in Inghilterra proseguono. Quante domande aperte cui non troviamo risposta, quanti e quali sentimenti contrastanti scopriamo abitare il nostro animo e forse tra tutti i sentimenti un posto rilevante se lo ritaglia la rabbia. La rabbia per una morte violenta, quella di Gloria De Lazzari, assassinata nel gennaio scorso a Bolton, vicino a Manchester, dove lavorava da 5 anni come rider. La rabbia per i tanti perché ancora senza risposta, chiusi nel silenzio dell'unico indagato per omicidio, il 33enne James Morton, che sarà processato in Inghilterra il 21 agosto dopo che saranno resi noti gli esiti di una perizia psichiatrica. La lunga attesa dell'arrivo del corpo dell'amata figlia Gloria si è conclusa lunedì scorso. Sono passati ormai 6 mesi da quel 19 gennaio, un tempo che ha messo a dura prova il vostro cuore e la vostra mente, provocando, credo, una condizione psicofisica, spirituale, davvero di spossatezza, di svuotamento, di smarrimento. Una storia racchiusa nelle poche efficaci parole di Don Francesco Guarise, che ha ufficiato i funerali nella chiesa di Musestre, paese dove Gloria era nata 45 anni fa. Sul primo banco la disperazione di mamma Daniela, che non ha mai smesso di piangere vicino alla bara della figlia. C'è forse un dolore più grande che possiamo sperimentare sulla terra? A sostenere la mamma l'intera comunità di Musestre, ma anche Roncade, testimoniata dalla presenza del sindaco Marco Donadelle e di parte della giunta. Anche da questa comunità, ha ricordato Don Francesco, si percepisce la rabbia per una vita che non doveva finire così, ma che potrà continuare nel ricordo di chi l'ha conosciuta. Ma esiste, credo, anche una rabbia positiva. È segno di quella giusta passione che deve animare il nostro rapporto con la realtà. È un'emozione buona che è necessario manifestare di fronte al male, alla violenza, all'ingiustizia,
È una collera, credo, causata dall'amore. Un amore che Gloria De Lazzari nutriva oltre che per la mamma Daniela e per il fratello Christian, ricordato più volte dal parroco, soprattutto per il papà Gaetano, accanto al quale ora riposerà per sempre nel piccolo cimitero vicino al Musestre. Siamo alle battute conclusive del nostro Focus TG, tra l'altro a livello nazionale tiene banco come non mai la vicenda Roggero, lo possiamo vedere dal Corriere.it con Salvini che fa visita a Roggero in carcere, ritiene di aver subito un'ingiustizia, sarei orgoglioso di poterlo candidare con la Lega. Roggero, il precedente del 2025, minacciò con la pistola il fidanzato della figlia e i genitori, il dibattito è quanto mai aperto, ci sono tantissime prese di posizione con lo stesso Roggero che dice mi sento all'ergastolo. Torneremo su questa vicenda e sulle sue ripercussioni politiche locali anche nel corso dei nostri telegiornali serali. Per il momento dal Focus TG è tutto, ringrazio dalla regia Renato Capoia e Alberto Pivetta, grazie a tutti voi per la cortese attenzione. Buon proseguimento su Rete Veneta.